Telespettatori di Penalty, ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale con questa trasmissione che parla di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla seconda categoria. Appuntamento settimanale in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle 19, siamo in replica alle 23:15 ed in replica anche domani lunedì. Così come domani lunedì potrete vederci anche in parecchie televisioni del circuito appunto di Penalty Network, ovvero TRA di Aciriale, Prima TV di Giarre, TV R Xenon di Caltagirone, Teleradio Ciclope Bronte ed infine anche Teliblea per quanto riguarda la provincia di Ragusa e Canale 8 per quanto riguarda buona parte della provincia siracusana. Diamo il saluto come al solito alla nostra prima penaltina. Buonasera e buona domenica a tutti. La simpatica Lorena Finocchiaro che oltre a fare la penaltina fa anche la ballerina e quindi molto presto la vedremo anche ballare con le ragazze. Le Village Girls perfetto. e lo Slocos. Facciamo sempre un po' di pubblicità perché fa Sì. sempre bene. Salutiamo subito in postazione internet il mio solito compagno di viaggio Gianluca Barbagallo. Ciao Gianluca. Buonasera anche alla VIP della situazione. Proprio una VIP oggi, dobbiamo proprio ammetterlo. Diamo i riferimenti per quanto riguarda i collegamenti internet. Chiaramente, allora da qualche settimana lo sapete è nato il sito di Penalty, quindi il sito ufficiale. Già cliccatissimo, Esatto, quindi potete seguire attraverso programmapenalty.it che è appunto il sito di riferimento tutto ciò che riguarda la nostra trasmissione, attualmente anche in streaming, passate, è attualmente anche in streaming, compresa la trasmissione in streaming che potete vedere anche, ecco, vedete la schermata in questo momento, la slide, la potete vedere anche su sesterete.com, insomma potete contattarci o a info@programmapenalty.it o attraverso Facebook, con la pagina ufficiale di Penalty, quindi Programma Penalty anche su Facebook. Perfetto, come al solito diamo anche un saluto particolare al nostro webmaster Daniele Gambino che cura tutte le schermate che vedrete nel corso della puntata. E a proposito di streaming, ci sono molte persone che ci seguono in streaming anche da fuori Catania. Oh bene, sono contento. Un certo riscontro. Benissimo, siamo molto contenti per questo progetto di Penalty che è partito un po' per gioco, diciamolo pure, però pian pianino sta acquistando sempre visibilità e puntualità per quanto riguarda i pronostici, i risultati e le classifiche che ogni settimana andiamo a proporre. Proponiamo subito adesso in panchina il nostro Carmelo Puglisi, il commentatore ufficiale per quanto riguarda il campionato di interregionale di eccellenza. Ciao Carmelo. Buonasera a tutti. Oggi è andato bene alla Ciriale? Oggi è andata benissimo la stragrande maggioranza delle squadre siciliane. Accanto a Roberto, o meglio accanto al nostro Carmelo Puglisi, il primo ospite Roberto Balsamo del Tre Castagni, il campionato di eccellenza. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Non avete giocato sabato? No. Ma perché il tempo era proprio brutto? Sì, bruttissimo. Bruttissimo. Giocavate con il Mister Bianco. Sì, ieri al massimo potevano giocare a pallanuoto. Sì, effettivamente sabato per buona parte della provincia di Catania, Ragusa, Siracusa il tempo non era certamente dei migliori. Oggi si è un po' messo al meglio e molte partite si sono disputate. Andiamo veloci, parliamo subito del campionato di interregionale, un campionato che seguiamo ormai dall'inizio della nostra trasmissione, che ci sta regalando settimana dopo settimana tante novità. Diamo subito lo sguardo a questo campionato presentando il tabellino dei risultati della giornata odierna. A Nola, Nubla San Felice, Messina 0-2. Alla Mezzia Terme, San Biase Acireale 0-2. A Sant'Antonio Abate, Batti Pagliese 3-3. A Noto Interreggio 1-0. Ad Adrano Licata rinviata. A Reggio Calabria, Cittanova Interpiana, Nuova Cosenza 1-5. Ad Acri Palazzolo 0-1. A Melito di Portosalvo, Valle Grecanica, Serre Alburni 2-4 e a Caltanissetta, Nissa, Sport Marsala rinviata. Seppur perdendo, la squadra dell'Interreggio continua sempre ad essere leader di questo girone del campionato di Serie D, anche e soprattutto perché nella partita di recupero proprio di metà settimana è stata una partita positiva, ha vinto, quindi 3 punti che poi sono diventati assolutamente importanti in vista di questa classifica che adesso Lorena ci dà nel dettaglio. Al primo posto troviamo ancora Interreggio con 45 punti. Segue Adrano e Nuova Cosenza 41. Nubla San Felice, Battipagliese e Palazzolo 39 punti. Messina 38. Licata 37 punti. Acri 36. Sport Marsala e Serie Alburni 34 punti. Noto 31 punti. Acireale 29.
Sant'Antonio Abate 28, Valle Grecanica 27, Sambiase 26 punti, Nissa 22, ultima in classifica Cittanova Interpiana con 19 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione, Sant'Antonio Abate 2 punti di penalizzazione, Acireale, Acri, Adrano, Battipagliese, Cittanova Interpiana, Licata, Nissa, Sport Marsala, una partita in meno. Anche per questo campionato diamo anche lo sguardo al tabellino della prossima giornata, sarà la 27esima, si giocherà Marsala contro Messina, Sambiase Adrano, Aciriale Battipagliese, Noto Cittanova, Interreggio Licata, Valle Grecanica Nissa, Palazzolo Nuova Cosenza, Acri Nubla San Felice ed infine Serre Alburni contro Sant'Antonio Abate. Allora, Carmelo Puglisi, tu che segui sempre in maniera molto dettagliata il campionato di interregionale, hai detto bene all'inizio, è stata una giornata pro squadre siciliane, perché comunque sottolineiamo su tutti i 3 punti di vitale importanza della Ciriale. Io prima ho detto una leggera inesattezza, Ettore, ho detto quasi per tutte le siciliane, in realtà è andata benissimo per tutte le siciliane, perché il Messina ha vinto a Nola, la Ciriale ha fatto una grande impresa alla Palazzolo Lecce ha vinto con il anche fuori Sambiase, casa, il Palazzolo ha vinto ad Acri su un campo molto difficile, certo. Il Noto ha superato l'Interreggio, le altre 2 siciliane, la Nissa e l'Adrano, hanno visto rinviato i loro impegni per il maltempo e quindi è stata una domenica, un fine settimana perfetto per le squadre fortuna l'Interreggio a metà settimana ha vinto il recupero, perché sennò sarebbe stata poi costretta a questo punto quasi ad inseguire. Ma lì è una delle stranezze del calcio, perché la settimana scorsa ci trovavamo a commentare l'Interreggio avanti di 1 punto sull'Adrano, ma con i calabresi che avevano una partita in meno. Questa settimana invece le parti si sono invertite, perché l'Interreggio ha guadagnato 3 punti di vantaggio, ne ha 4, ma adesso è l'Adrano a dover recuperare una partita. Certo. Anche se per l'Adrano non è stato un turno molto favorevole, perché è vero che l'Interreggio ha perso a Noto, ma è anche vero che si rifanno sotto avversari importanti come il Cosenza, che ha vinto 5-1 sta recuperando, e soprattutto il Messina, che ha vinto a Nola con il Nubla San Felice e che aspetta il ricorso di mercoledì, e soprattutto Gianluca, per la prima volta 7 punti che la riporterebbe per la prima volta in questo campionato senza la penalizzazione il Messina sarebbe primo in classifica, prima in classifica. Io volevo fare una domanda a Roberto Balsamo, che ha vissuto l'esperienza di Aciriale qualche anno fa, una piazza assolutamente importante ma decisamente difficile, no? Perché i tifosi, la società si aspettano sempre tantissimo, ma è vero questa continua pressione da parte dei tifosi ai giocatori, e quindi quando non vanno bene le cose sono i primi a subirne le conseguenze? Diciamo che rispetto ad altre piazze Aciriale è più difficile giocare a Aciriale rispetto ad altre piazze. La pressione si fa sentire, specialmente quando i risultati non arrivano. Insomma, siete condannati ogni volta a vincere, voi giocatori, quando siete in piazze importanti. Tu insomma hai vissuto un'esperienza bellissima da Aciriale, un'esperienza anche a Giarre, no? Che in un certo senso poi è stata quasi ripetuta come quella di Aciriale. Ma sono il bene e il male. Certo, nel bene e perché nel male. Quando le cose vanno bene il pubblico ti aiuta, ti sostiene, sono il 12° uomo in campo. È vero. Però quando vanno male... Come lo vedi l'Aciriale quest'anno in interregionale? È partito un po' male, speriamo che si salvi, perché alla fine è sempre una squadra siciliana. Certo, la categoria diventa fondamentale, sì, è vero. Carmelo. Oggi ha giocato una partita pressoché perfetta la Ciriale, perché ha sbloccato subito il risultato con un rigore di Fascetto e poi nella ripresa Iello ha chiuso la contesa. È stato il classico 2-0, giocato tra l'altro spulciando le cronache, veramente la formazione di Gardano ha giocato veramente una bella partita contro un avversario tutto sommato modesto, ma vincere in trasferta è sempre difficile. Però era lo switch della stagione della Ciriale, perché uno scontro diretto, Sambiase lì in classifica, quindi perdere sarebbe significato sarebbe stato proprio brutto. Ma anche alla luce dei risultati di oggi secondo me anche il pareggio sarebbe stato stretto, se consideri la vittoria con il Noto. Però peccato sai qual è? Che sono 2 siciliani che si stanno contendendo questo posto fuori dai play-out, sono il Noto e la Ciriale, un po' una gara a 2 che involontariamente una delle 2 insomma ci resterà dentro, un po' ci dispiace. Ancora mancano un po' di partite però, un po' di ottimismo mettiamocelo dentro. E a parte il crollo verticale del Marsala comunque non vedo poi altre squadre che possono inserirsi in questa situazione. Benissimo, abbiamo dunque chiuso la parentesi dedicata al
al campionato di interregionale, passiamo adesso al campionato di eccellenza, parleremo quindi anche con il nostro ospite, essendo lui un giocatore del Trecastagni, potrà sicuramente farci da termometro per quanto riguarda questo girone B. Ma prima parliamo del girone A, guardiamo chiaramente i risultati e poi la relativa classifica. Lorena. A San Giovanni Gemini, Alcamo 0-1. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Audace 1-1. A Trapani, Valderice, Città di Terrasini 8-0. Ad Agrigento, Acragas, Camarat 2-0. A Custonaci, Riviera Marmi batte Mazzara 3-1. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Parmoval 5-1. A Castellammare del Golfo, Castellammare Ribera 0-1. E a Palermo, Palermitana, San Cataldese 0-1. Indubbiamente questa ennesima vittoria del Ribera ha portato la squadra appunto del Ribera ancora una volta sempre più vicina al risultato finale, cioè alla vittoria del proprio girone, il girone A del campionato di eccellenza. Questa è la classifica. Lorena. Primo in classifica Ribera con 60 punti, segue Alcamo 52, Camarat 48 punti, Acragas 47, Atletico Campofranco 46 punti, Riviera Marmi 42, Mazzara e San Cataldese 38 punti, Audace e Valderice 36, San Giovanni Gemini 28 punti, Castellammare 27, Parmoval 26 punti, Folgore 22, Città di Terrasini 13, ultima in classifica Palermitana con 3 punti. Diamo adesso uno sguardo anche al prossimo turno, sarà la 26esima giornata di questo campionato appunto di eccellenza, parliamo del girone A, queste le partite che si disputeranno: Mazzara Acragas, Ribera Atletico Campofranco, Audace Castellammare, San Giovanni Gemini Folgore, Alcamo Camarat, Città di Terrasini contro Palermitana, San Cataldese Riviera Marmi ed infine chiuderà Parmoval Valderice. A voi a questo punto un giudizio, un commento tecnico, diciamo ormai che siamo quasi per una certezza matematica per quanto riguarda il Ribera in interregionale. E direi proprio di sì, perché bisogna considerare che sono rimaste 5 partite, 15 punti in palio, il Ribera ha 8 punti di vantaggio, anche se oggi l'Alcamo ha ottenuto una bella vittoria contro il San Giovanni Gemini di Riccardo Chico, già condannato ai play-out, che comunque rimane una buona squadra, mentre il Camarat ha perso all'Esteneto di Agrigento. Ha chiuso definitivamente i sogni di una possibile sì, adesso non gli resta che trovare la posizione migliore in chiave play-off, sì, e lo potrà fare domenica, che c'è lo scontro diretto con l'Alcamo. In chiave play-off, tra parentesi, anche il Campofranco ha dato un bel segnale, ha vinto 2-0, ha vinto 5-1 con il Parmoval e ha allontanato il Riviera, che invece è stato mi fa piacere però che Ribera in questo momento probabilmente farà il salto di categoria, perché è una piazza importante, commercialmente importante, può essere un altro ennesimo spunto per un campionato interregionale di grande qualità. Non so se mi confermate questo. Sì, Ribera è un grosso centro, l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane. La famosa arancia di Ribera, no? Sicuramente fare la Serie D è come ci diceva tempo fa il presidente del Palazzolo, è comunque un campionato impegnativo. Se hanno le possibilità di poterlo fare, allora che lo facciano e che ben venga. Ma se poi deve essere come il Castiglione, che ha stravinto il campionato di eccellenza e poi ha praticamente umiliato il nome stesso con quel campionato di Serie D, è meglio che non lo facciano. Io non credo però, io non credo, anche Carmelo probabilmente è d'accordo anche con me. Spero che non ci sia può succedere, ci oddio, non abbiamo contezza diretta di quel tipo di realtà. Però da quello che leggiamo non dovrebbe succedere. È vero. Benissimo, passiamo adesso al campionato sempre di eccellenza, però parliamo del girone B, quello che un po' più ci riguarda da vicino, dato che abbiamo un ospite in studio, Roberto Balsamo del Tre Mestieri. Diamo subito lettura dei risultati della giornata odierna, parliamo della 25esima giornata. A Caltagirone, Aquila Caltagirone, Atletico Catania rinviata. A Lentini, Leonzio Comiso 0-2. A Messina, Città di Messina, 2 Torri 2-0. A Modica batte Enna 6-1. A Vittoria, Città di Vittoria, Ragusa 0-1.
Adaci San Filippo, AC Catena, Real Avola 2-2. A Capodorlando, Orlandina, Taormina 1-2. E a Mister Bianco 3 Castagni, rinviata. Indubbiamente ormai tutti aspettiamo questo benedetto scontro diretto, ormai ci siamo, tra pochissimo, praticamente la prossima settimana, scopriremo chi effettivamente vincerà questo girone del campionato di eccellenza. Diamo adesso lettura dell'attuale classifica, giunta appunto alla sua 25esima giornata. Primi in classifica troviamo Ragusa con 69 punti, segue Città di Messina 67, Due Torri 43 punti, Città di Vittoria 40, Real Avola 39 punti, AC Catena 37, Orlandina e Taormina 35 punti, Comiso 32, Modica e Mister Bianco 31 punti, 3 Castagni 29, Atletico Catania 27 punti, Aquila Caltagirone 19, Leonzio 6 punti ed Enna ultima in classifica con 2 punti. Ricordiamo Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione, Leonzio 3 punti di penalizzazione, Enna 6 punti. Ricordiamo ancora Aquila Caltagirone, Atletico Catania, Mister Bianco e 3 Castagni, una partita in meno. Anche per questo girone diamo come al solito lettura del tabellino delle partite della prossima settimana, ci si disputerà la 26esima giornata, questi gli incontri: Enna AC Catena, Leonzio Atletico Caltagirone, Ragusa Città di Messina, Atletico Catania Città di Vittoria, Due Torri Mister Bianco, Taormina Modica, 3 Castagni Orlandina, Comiso Real Avola. Allora, velocissimamente, perché poi voglio sentire parlare Roberto, no? Perché lui è molto interessato a questa classifica, perché questo 3 Castagni, seppur con una partita in meno, non è certamente in questo momento in una situazione di grande tranquillità. Facciamo un attimo un commento e parliamo subito di questo big match della prossima settimana. Prima a parlare Carmelo. Beh, io ne approfitto anche della presenza di Roberto Balsamo per dire che secondo me il Città di Messina a 3 Castagni probabilmente ha lasciato il campionato. Brevemente, oggi avevano un impegno ostico entrambi, perché avevano 2 derby, affrontavano 2 squadre della rispettiva provincia, il Città di Messina con il Due Torri, il Ragusa con il Vittoria. Hanno superato, oggi è stata una giornata importante perché entrambi hanno superato ostacoli difficili. Ho capito. Invece per quanto riguarda l'altra parte, quella parte un po' più ancora non decifrabile del campionato, l'interesse del campionato bassa, è legato principalmente alla zona play-out, no? Una zona play-out che è sempre in continua evoluzione e che ha tirato di fatto in mezzo, a mio modo di vedere, non so se Carmelo ne è d'accordo, anche l'Orlandina e il Taormina, perché il Comiso che sfora a 32 significa che fino a 35 insomma devono stare tutti attenti. Di fatto oramai c'è anche il 3 Castagni che fino a invece qualche settimana fa però hanno una partita in meno, sì, ma molte squadre di quella zona hanno una partita in meno. Io sono d'accordo con Gianluca, anche perché l'Atletico e il Caltagirone oggi non hanno giocato e hanno fatto il gioco di Modica e Comiso, che avevano poi sostanzialmente 2 impegni fantasma, no? Contro l'Enne e contro la Leonzi, quindi si sapeva che andavano a punti facilmente. Su 6 squadre della zona playout 3 non hanno giocato, quindi la giornata oggi è virtuale. Ogni settimana diventa importante, la classifica è virtuale, e invece secondo me lo switch del campionato, io questo termine switch non me lo gioco, sì, oggi seguo questo del Ragusa è la vittoria nel derby di vittoria nel derby di Vittoria, questo gioco di parole che secondo me ha sancito la vittoria del campionato del Ragusa. Faranno scongiuri gli amici di Ragusa sicuramente, però domenica al Selvaggio si può chiudere il campionato, certo, no? Andare a più 8, a più 7, a più 5, 69, a più 5, a 5 giornate alla fine, certo. Una squadra come Ragusa difficilmente dilapida 5 punti di vantaggio. È vero. Sentiamo Roberto, allora, questo 3 Castagni che è stato ancora una volta da qualche settimana a questa parte tirato insomma verso la zona bassa. Io credo però che ci sono delle qualità all'interno di questa squadra, un mister giovane, molto voglioso, ma soprattutto tecnicamente una squadra interessante. Che è successo? Diciamo che noi non siamo mai usciti da questa zona, anche perché all'andata abbiamo fatto pochi punti, la squadra è stata rinnovata a dicembre, abbiamo fatto molti innesti, al ritorno abbiamo fatto, se non mi ricordo male, 14 punti rispetto ai 15 che abbiamo fatto all'andata in totale.
Avete recuperato un po' di posizioni, indubbiamente, però il campionato è molto ostico, Roberto. Però rispetto a qualche settimana fa, insomma, siete più dentro, no? Qualche settimana fa stavate fuori, eravate perché avevamo incontrato anche squadre che inferiore a noi. Poi abbiamo avuto 2 turni difficili tra Vittoria e Messina. Certo, dove siete stati, tra virgolette, un po' costretti quasi a lasciar punti, ecco, voglio dire, perché il divario esiste tra voi e queste due grandi realtà. Anche se col Messina potevamo anche vincere. Sì. Abbiamo sprecato 2 occasioni. E questa partita col Mister Bianco, che adesso recupererete tra qualche settimana, come si presenta adesso alla luce di questi risultati e di questa attuale classifica? È uno scontro diretto che già era difficile. Poi sapendo anche i risultati di oggi, che hanno vinto quasi tutti. Può aiutarvi? Non penso. Non penso. perché di fatto, oggi mi va di fare previsione, di fatto uscirà il Modica da questa zona, no? Credo nel giro di qualche settimana. No, dice non lo lo so perché il Modica ha un calendario difficile. Il Modica e il Mister Bianco, calendario alla mano, hanno... Io penso che anche il Comiso probabilmente è un po' fuori da questo problema dei Io invece play-out. sono d'accordo con Gianluca. Io penso che invece fino ad Orlandina e Taormina sono tutte dentro, e basti andare a vedere. Io ho seguito il derby. Il Modica domenica va a Taormina. Il derby messinese sabato fra Orlandina e Taormina è stata una partita accesissima, proprio perché entrambe sanno che non sono fuori. Ma anche il Trecastagni, quando deve giocare con qualche squadra insomma, del catanese, c'ha sempre un sapore di derby, quindi ogni partita effettivamente non può essere mai definita prima. Però non era solo un fatto di campanile, era proprio un fatto che a entrambe servivano punti, e la vittoria del Taormina in quel senso è stata pesantissima. Roberto, allora facciamo un pronostico così per chiudere la tua presenza anche qui all'interno di Penalty. Chi vedi a questo punto quasi sicuramente tagliato fuori da questi play-out? Cioè il Comiso oppure qualche altra squadra? Il Comiso, calendario alla mano, ha il calendario più facile, diciamo, perché ne aveva 4 in casa e 2 fuori, se non mi ricordo male. Allora, il Comiso giocherà domenica prossima in casa con l'Avola. Poi va a giocare a Caltagirone, e lì sarà un impegno difficile. Poi ospita Lenna, ha ragione Roberto, poi ospita il Vittoria e infine chiude a Taormina. Quindi teoricamente questa chiusura a Taormina è anche una chiusura un po' a rischio per tutte e 2 squadre. Ma anche il Comiso Vittoria, so che è una partita sentita da quelle parti, quindi anche se il Vittoria, adesso il Vittoria diventa un po' la mina vacante di questo campionato, no? Perché se il Vittoria, come io prevedo da questa settimana in poi, smobilita, non ha più nulla da chiedere, voglio dire, al campionato. Di fatto il Vittoria è rimasto in vita perché aspettava questa fatidica domenica molto attesa dalla tifoseria, per cui battere il Ragusa significava un po' rovinargli la stagione. Certo. No? Non avendo avuto ciò che si erano premessi come obiettivo, credo, magari non sarà così, ma immagino che a Vittoria, insomma, da qualche parte cominceranno a risparmiare, visto che siamo in crisi. Allora, per chiudere, Roberto, abbiamo detto che orientativamente ancora la lotta per i play-out è accesissima, perché ci sono un sacco di scontri diretti, e per chiudere, chi vince tra Messina e Ragusa il campionato? Io, avendoci giocato con tutte e 2 contro, ho visto molto meglio il Ragusa. Il Ragusa, più squadra, più quadrata? Ha anche un elemento che gli fa la differenza, che è Arena. Chiaro. Che può decidere le partite da solo. Il prossimo anno rimane a Tremestieri, a Trecastagni? Non lo so. Si sa, questo è il dubbio di tutti i giocatori. Roberto ha talmente tanto di quel mercato, è talmente ogni estate il ventaglio di scelte per lui è talmente ampio che non lo può dire. È vero. Allora ti auguriamo un in bocca al lupo, chiaramente l'in bocca al lupo è rivolto anche a tutta la tua squadra, al Trecastagni, in questa parte del campionato dove veramente bisogna sempre essere attenti, perché ogni partita veramente diventa una partita fondamentale. Dico bene, Gianluca? Ogni partita diventa... Ne restano di fatto 5, no? Quindi per noi 6. Però siamo entrati adesso nel clou della stagione, no? Benissimo, un in bocca al lupo a Roberto Balsamo del Trecastagni, un saluto anche al mister Alderisi, salutiamo anche il commentatore dell'interregionale dell'eccellenza, ovvero Carmelo Puglisi. Un saluto anche a voi. Abbiamo dimenticato di dire, Gianluca, che in fondo abbiamo questa settimana il primo verdetto, che è Lenna matematicamente in promozione. Giusto, aggiungiamo, sottolineiamo, è quasi inutile. Poiché Carmelo è uno statistico, non posso che accodarmi a lui, ma di fatto lo era già, era proprio la matematica. E ci dispiace, a me mi dispiace perché è una piazza che meriterebbe altre categorie. Benissimo, ci fermiamo, c'è il primo break pubblicitario, tra poco di nuovo qui per continuare l'avventura di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. A tra poco, dopo la pubblicità.
Eccoci rientrati in studio per continuare penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero l'appuntamento dedicato ai risultati, alle classifiche e ai commenti del calcio dilettantistico. A questo punto parliamo del campionato di promozione, diamo il benvenuto ad Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Buonasera e buona domenica, ciao Ettore. Insieme ad Alessio abbiamo Aldo Musumeci, mister del settore giovanile della Pirandello, come al solito il nostro diciamo, opinionista sul calcio giovanile. Oggi ti ho messo in questa fascia in modo che così insomma ti diamo anche più spazio, no? Perché poi alla fine i giovani sono importanti nel calcio. Assolutamente, grazie Ettore e buonasera a tutti. Perfetto, seguirai 3 gironi, se non sbaglio, dico bene Aldo, no? Vogliamo ricordare quali sono? FGH. FGH, sì. Benissimo, perfetto. Allora passiamo subito al campionato di promozione, abbiamo Lorena prontissima che ci dà il quadro per quanto riguarda i risultati del girone A, giunto alla sua 25esima giornata. A Villafrati, Ciminna Aragona 0-2. A Cianciana batte Canicattì 1-0. A Marsala, Borgata Terrenove, Città Isola delle Femmine 1-0. A Capaci, Città di Capaci, Prizzi 1-2. A Campobello di Mazzara, Raffadali 1-2. A Villabate, Città di Villabate, Salemi 0-4. A Campobello di Mazzara, Strasatti batte Sciacca 2-1. E a Favara, Pro Favara, Sporting Arenella Palermo 0-1. La vittoria del Raffadali a questo punto lancia la squadra agrigentina in vetta in questo girone, il girone A del campionato di promozione. Ecco la classifica. Prima in classifica Raffadali con 50 punti, segue Sporting Arenella Palermo 48, Pro Favara 45 punti, Città di Capaci, Cianciana e Strasatti 40, Salemi e Aragona 38 punti, Campobello di Mazzara 35, Sciacca 32 punti, Ciminna 30, Città Isola delle Femmine e Prizzi 29 punti. Canicattì 28, Città di Villabate 12, ultima in classifica Borgata Terrenove con 11 punti. Alessio, cosa ti avevo detto? Che state attenti perché il Raffadali ha una squadra molto interessante, finalmente ha raggiunto la vetta di questo girone. A te il commento. L'aveva già raggiunta domenica scorsa, però comunque oggi si è confermato, ha vinto in trasferta a Mazzara per 2-1. L'altra partita importante è stata quella tra Pro Favara e Sporting Arenella Palermo, ha vinto lo Sporting Arenella Palermo che rimane in corsa per la promozione in eccellenza. Da segnalare in coda la retrocessione diretta della Borgata Terrenove che matematicamente, nonostante oggi abbia vinto contro il Città Isole delle Femmine per 1-0, è retrocessa automaticamente in prima categoria. Ha rovinato il campionato alla Città Isole delle Femmine perché un'eventuale vittoria avrebbe fatto fare a questa squadra un passo in avanti, però ha onorato il calcio, sì, quindi ben venga. Ben venga. Sì, però questo girone di promozione è davvero competitivo, sì, e si vede che ha un livello abbastanza alto, perché la classifica, a parte che tutte squadre con tanti punti, sono tutte lì a ridosso. È vero. Però è una corsa a 2, in vetta è una corsa a 2 ormai. Effettivamente è una corsa a 2, però tecnicamente, dice bene Gianluca, è molto interessante. Vedi anche lo Sciacca con qualche risultato può ambire alla... Cioè, lo Sciacca che c'è gente come Nanagulino per intenderci. Sì, infatti. Beh, è un campionato sicuramente molto interessante. Proseguiamo, adesso passiamo al girone D, sempre del campionato di promozione, dove abbiamo la Leonfortese che continua a deleggiare in vetta in questo girone, come al solito Lorena con il quadro dei risultati della giornata. A Nissoria, a Giranissoria, Enzo Grasso, sospesa per rissa. A Rosolini, Città di Rosolini, Virtus Ispica 2-1. A Scordia, Scicli 2-2. A Ragusa, Orsa Ragusa, Troina, rinviata. A Priolo, Atletico Gela, rinviata. A Niscemi, Real Niscemi, Leon Fortese 0-1. A Calascibetta, San Sebastiano, Paternò, ovviamente 3-0 a tavolino, e a Santa Croce Nicosia 2-1.
Il pareggio della Gimica Scordia permette ancora una volta alla Leonfortese di guadagnare qualcosa in questa classifica, infatti la troviamo in vetta. Questa è la classifica. Leonfortese prima in classifica con 52 punti, segue Scordia 49, Atletico Gela 47 punti, Città di Rosolini 46, Nicosia 41 punti, Virtus Ispica 38, Santa Croce 35 punti, San Sebastiano 33, Enzo Grasso, Scicli e Real Niscemi 31 punti, Troina 28, Priolo 26 punti, Agira Nissoria 22, Orsa Ragusa 20 punti e Paternò escluso dal campionato. Ricordiamo Enzo Grasso, Agira Nissoria, Orsa Ragusa, Priolo e Atletico Gela una partita in meno e Troina e Agira Nissoria 2 partite in meno. Alessio, questa lotta continua al vertice, no? Tra Leonfortese, il Gela che oggi comunque mi pare che non ha giocato. Oggi non ha giocato e poi c'è questa Scordia che anche se ha pareggiato è lì. Sì, allora, cominciando a parlare della partita di Scordia, finita 2-2 con lo Scicli, è un pareggio importante per lo Scicli, che tra l'altro al 90esimo ha sbagliato anche un calcio di rigore, quindi poteva portare al termine un'impresa di quella di vincere a Scordia, però questo pareggio tiene vive ancora le speranze della Scordia, anche se la Leonfortese sta andando a 1000, la Cura Mirto si vede, oggi hanno vinto a Niscemi per 1-0 e quindi hanno allungato di ulteriori 3 punti la lunghezza. E l'Atletico Gela, insomma, mi sembra che ha una partita abbordabile. Sì, contro il Priolo che vincendo si porterebbe a 50 punti a 2 lunghezze dalla Leonfortese. Continuerebbe a sperare. Ormai in questo campionato è una corsa a 3, Leonfortese, Atletico Gela e Scordia. Perfetto. Mancano 5 giornate, vedremo come andrà a finire. Proseguiamo, adesso parliamo del girone C, quasi tutto catanese, per buona parte catanese, lo guardiamo insieme a Lorena che ci dà il tabellino della 25esima giornata. Ad Aci Sant'Antonio Ambrosiana scommettendo 3-0. A Belpasso Piero Mancuso rinviata. A Milimarina Garden Messina Pistonina 1-2. A Gravina Fiume Freddese sospesa al 28esimo. A Santa Venerina, Real Santa Venerina, Spar 2-3. A Via Grande, Sporting Via Grande batte Aci San Filippo 3-0. A Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme San Gregorio 2-0. E a Villafranca Tirrena batte Sporting Battiati 3-0. Vince sia l'Aci Sant'Antonio Ambrosiana che la Spar Calcio, per cui questo duello per quanto riguarda la vetta continua. Guardiamo insieme la classifica del girone C, giunto alla sua 25esima giornata. Prima in classifica Aci Sant'Antonio Ambrosiana con 52 punti, segue Spar 49, Sporting Via Grande 47 punti, Villafranca Tirrena 44, San Gregorio 42 punti, Belpasso 36, Garden Messina e Pistonina 35 punti, Fiume Freddese 34, Aci San Filippo 30 punti, Sporting Insieme 29, Sporting Battiati 23, Scommettendo 22 punti, Gravina 22, Real Santa Venerina 21, Piero Mancuso ultima in classifica con 20 punti. Ricordiamo Belpasso, Piero Mancuso, Gravina e Fiume Freddese una partita in meno. Alessio, da notare che quelli che erano nella zona alta hanno vinto tutti, quindi tranne il San Gregorio che è un po' rallentato, ci può anche stare. Dopo una stagione di questo genere si può anche insomma, aspettare una partita in negativo. La lotta continua. Sì, alla vittoria dell'Aci Sant'Antonio per 3-0, tra l'altro contro i catanesi della Scommettendo che... Oramai era segnata in sì, infatti. Tra l'altro deve stare anche attenta, secondo me, anche all'ultimo posto, perché la Piero Mancuso ha una partita in meno ed è a 2 punti. Ma difatti fino al Battiati, secondo me, la zona del ultimamente è stata molto motivata, non so se avete notato, la Piero Mancuso ultimamente è stata molto motivata nel recuperare punti. Ha visto che le altre fanno insomma sono lente. Il gioco è vero, per è vero. No? Alessio. Poi una vittoria importante è stata quella della Spar in vetta che vince per
per 3-2 a Santa Venerina. Come importante è la vittoria dello Sporting Viagrande, che con un secco 3-0 si sbarazza dell'ACI San Filippo. L'attenzione nelle zone alte è rivolta solo ad ACI Sant'Antonio e Spara, perché secondo me il Viagrande ormai non può più rientrare nella zona difficile. Saranno già squadre condannate ai playoff. E saranno dei playoff molto interessanti. La vera attenzione bisognerebbe spostarla, come abbiamo detto prima, nelle zone basse, perché come ha detto Gianluca, dallo Sporting Battiati fino alla Piero Mancuso è tutto aperto. È vero, è vero. Però sottolineiamo che comunque i playoff, perdonami Gianluca, i playoff saranno molto interessanti, perché ci saranno 4 squadre. È molto interessante questo girone. Secondo me lo vince la Spar. Non so perché, ma io non credo che stia dicendo delle fesserie. I risultati dell'ACI Sant'Antonio un po' mi preoccupa. Ti preoccupa? No? Quindi vuol dire che mentalmente non hanno trovato un po' la quadratura del cerchio. Invece vedo che la Spar è sempre lì, tignosa. Non lo so, io punto sempre sull'ACI Sant'Antonio. Sì, vabbè. Forse forti della vittoria dell'anno scorso per buona parte dei giocatori dell'ACI Sant'Antonio. Sì, perché ricordiamo che è l'ex città di Acireale che poi vinse i playoff dell'anno scorso. È vero. Bene, a questo punto parliamo di calcio giovanile, perché il calcio giovanile, io dico sempre, è importantissimo. Tra l'altro nella puntata di oggi di Penalty Focus parleremo addirittura di una scuola calcio, la Jeunesse. Abbiamo realizzato un servizio con la qui presente Lorena insieme a Dario Giuffrida, ma quello insomma sarà una cosa che presenteremo dopo. Parliamo invece con Aldo Musumeci, che ci fa un po' il quadro di questi 3 gironi che stiamo seguendo in modo particolare noi di Penalty. Il girone F ha consacrato la vittoria della Spar. Possiamo vedere anche la schermata, così possiamo vedere insieme un po' la situazione attuale. La Spar ha già vinto il campionato e tra l'altro non disputerà i playoff per la regola dei 20 punti, cioè tra la prima e l'ottava, quindi mancano poche giornate, ma ormai credo che i giochi siano fatti, nel senso che la Spar accederà direttamente. Ricordiamo che, se non sbaglio, sono 8 le squadre che fanno i playoff. Sì, no? però ci sono le regole, tra la prima e l'ottava, se c'è una distanza di 20 punti non si disputa la partita, quindi andrà a fare direttamente la finalina con la vincitrice, e poi anche per le seconde, le terze e le quarte ci deve essere una distanza di punti, per cui in questo girone ancora l'Adrano li andrà a fare i playoff, però la Spar sicuramente è vincitrice del titolo e sicuramente, visto l'andamento, in questo momento è un rullino di marcia molto interessante. Nell'infrasettimanale ha vinto 1-0 contro la Peonia Riposto, che quest'anno sta facendo un campionato di bassa classifica, però ha tutti i giocatori primo anno allievi, quindi è una squadra che lavora in prospettiva per l'anno prossimo, però veramente la Spar ha un rullino di marcia incredibile. Vediamo l'altro girone? Sì, volevo solo dire che è stata una inaspettata sconfitta dell'Adrano, che ha perso con la Giranissima. Parliamo sempre del girone F. Sì, questa è stata una sconfitta inaspettata per l'Adrano, che ha assolutamente una gran bella squadra, da Grasso. Salutiamo con anche giovani interessanti, tutta la dirigenza del settore giovanile, perché sono veramente molto preparati quelli dell'Adrano. Proseguiamo, adesso parliamo del girone G. Il girone G virtualmente l'ha vinto il Catania, ma sappiamo tutti che il Catania non fa classifica. Qui le 4 di testa hanno fatto proprio il vuoto, infatti è molto probabile, l'unica ancora che ha probabilità, cioè che ancora può andare a fare i playoff, sono i Giovani Leoni, perché la distanza con l'Ellenica se la gioca, che ha una partita in meno con la Pirandello, perché se la distanza tra la quarta e la quinta è di 5 punti non si disputa non si disputeranno i playoff tra la quarta e la quinta. Quindi quei 4 che in quel momento sono nella zona alta dei playoff andranno a fare le partite tra di loro, e poi 2 usciranno per la fase finale. Qui la Sampio sembra una spanna sopra tutti? La Stampia è una spanna sopra tutti, perché ha giocatori assolutamente di categoria, un tecnico vincente, una società vincente. Io oggi ho visto Meridiana Giovani Leoni, bella partita. Oggi praticamente tutte le partite sono state rinviate, sono state sospese. Gran parte. Meridiana Giovani Leoni si è giocata, ha vinto 3-0. La Meridiana è una squadra quadrata, forte, con ottime individualità. Oggi ha vinto 3-0 con i Giovani Leoni, che sono una bella realtà del nostro campionato. Abbiamo avuto il presidente ospite qualche settimana fa, bella realtà, polietrico presidente della Giovane Leoni. Bella realtà il Giovani Leoni, con giovani anche interessanti, però devo dire che la Meridiana mi colpisce perché è una società che lavora bene e ha giovani veramente interessanti. Mi ha veramente colpito questo Manfredi, l'ho visto ripetutamente, Bassino tecnicamente validissimo, veramente un gran bel giocatore per le società che l'anno prossimo avranno i 95, dovranno inserire i 95 in rosa.
Dovremmo avere anche un altro girone, se non ci sarà la schermata non è un problema, però lo possiamo ricordare. Qui l'altro girone è il girone H. Sì, arriva la schermata. Perfetto, il Palazzolo è in testa. Mercoledì nell'infrasettimanale c'è stato lo scontro, il big match con l'Avola, è finito in pareggio 1-1, e anche qui probabilmente il Palazzolo, se riesce a tenere la vetta e se le distanze rimangono queste, probabilmente passerà direttamente alla finalina all'interno. Insomma, saranno delle finali allievi regionali molto interessanti quest'anno, Aldo? Assolutamente sì, anche perché comunque poi quando il grande problema è che poi quando ci si confronta con la realtà palermitana solitamente un po' ci si trova in difficoltà. Noi abbiamo, quelli diciamo della Sicilia orientale hanno solitamente la peggio. Peccato però ormai da parecchi anni effettivamente Palermo insomma è leader assoluto in Sicilia, no? Ma lì la Fincantieri con Paolo Di Fiore, che è il tecnico siciliano più vincente a livello regionale, la fa da padrone, quindi ogni volta che poi si va ad affrontare sono sempre grandi problemi. Sì, assolutamente sì, anche società come la San Pio, che qua è ben attrezzata, il catanese spopola. Aldo, per chiudere, il solito giocatore che proponiamo questa settimana come quello più interessante? Allora, faccio due nomi. Sì? Uno è un 97 che ho visto oggi della Giovanni Leoni, ma già ho avuto modo di osservarlo, Grisiglione. Mi sembra un ragazzo che l'anno prossimo farà il campionato allievi, già gioca con gli allievi stabilmente ed è un giovane interessante. E poi questo Manfredi, 95, anche se è piccolino. E anche Anastasi. Ne parli da parecchio tempo di questo Manfredi. Assolutamente. Sarà molto interessante. Fortissimo, fortissimo. Voi come state andando? Insomma, noi abbiamo perso... Così zoppica, Così noi un po' siamo in difficoltà. Vabbè, però l'importante è che avete un bel gruppo e so che c'è un bel gruppo e una bella società. Assolutamente sì, cerchiamo di lavorare. Perfetto, grazie Aldo Musumeci per quanto riguarda la parentesi dedicata al calcio giovanile. Salutiamo nel frattempo Alessio, grazie Alessio, come al solito celere e sempre preciso per quanto riguarda i commenti del campionato di promozione. Passiamo la linea a Lorena che ci saluta perché è finito il suo spazio. Sì, del mio tempo. Vogliamo ricordare cosa farai prossimamente? Sarò lunedì sera, giorno 19 marzo, ad Insieme, alle ore 21. Nota trasmissione televisiva di Salvo Rosa, che salutiamo perché ci segue. Ciao. E va bene, a questo punto possiamo lanciare la pubblicità. Qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo a tra poco qui su Penalty. Ok, a tra poco. Rientrati in studio, adesso è la volta di Giada. Ciao Giada. Ciao Ettore, buona domenica a tutti voi. E adesso invece diamo spazio alla nuova rubrica che abbiamo già presentato qualche settimana fa, parliamo della rubrica Penalty Focus. Questa settimana grazie a Lorena Finocchiaro e a Dario Giuffrida siamo andati a visitare una scuola calcio, una giovanissima ed interessante scuola calcio, la Younes Calcio appunto di Catania. Guardiamo insieme il servizio. Amici del calcio dilettantistico siciliano, benvenuti a Penalty Focus. Oggi ci troviamo all'interno di una scuola calcio della provincia catanese, la Younes Academy. Siamo qui a Sant'Agata Libattiati per scoprire la parte più genuina e gioviale del calcio, le giovanili a partire dai bambini, come potete vedere, fino agli esordienti. Amici di Penalty, oggi ci troviamo con Ivan Alfonso, l'allenatore della squadra allievi della Younes Academy. Ivan, volevo chiederti, non una domanda dal punto di vista tecnico, ma vista l'età dei ragazzi, quanto è difficile allenare gli ragazzi soprattutto di questa età, un'età diciamo abbastanza complicata?
È l'età che fa la differenza qui rispetto a una categoria magari più piccola che ti permette di utilizzare anche solo l'aspetto ludico. Al contrario, qui l'età è davvero una cosa che ti porta a pensare quanto sia difficile per questi ragazzi conciliare la scuola e il calcio, le uscite, perché ormai è davvero difficile soprattutto rinunciare per loro a determinate uscite la sera con gli amici e la partita la domenica mattina. Nonostante questo cerchiamo, grazie alla società e in generale grazie a tutti i componenti dello staff, di essere sempre presenti e dargli una mano sia dal punto di vista calcistico ma anche e soprattutto dal punto di vista comportamentale. È per questo che abbiamo delle regole abbastanza rigide ma che i ragazzi rispettano, e siamo anche molto fortunati perché la nostra categoria fortunatamente e la nostra squadra soprattutto ha portato dei ragazzi veramente molto educati, e questo siamo orgogliosi che comunque di avere dei ragazzi così. Inception, you got a brother dreaming, dreaming. Damn baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me down this evening. Love it, yeah, you know you are my demon. Ci occupiamo, diciamo, tutto il settore giovanile che parte dai piccoli amici che iniziano dall'età tenera di 5 anni e poi finiamo con gli allievi che hanno un'età di 15 anni. Come si fa ad allenare dei ragazzini così piccoli, come si fa a indirizzarli, soprattutto qual è l'età migliore per avviarli alla pratica sportiva, per fargli scegliere uno sport? Allora, diciamo l'età migliore è quella proprio la tenera età, poi dipende pure dal ragazzino se ha la voglia di giocare, di scendere in campo. Poi è il divertimento la cosa principale che cerca il bambino, e noi vogliamo dare proprio quello, l'educazione, il divertimento, l'aspetto proprio ludico dello sport. Niente, diciamo che noi mettiamo tutto l'impegno, la passione che possiamo dare a questi bambini. Questi ragazzi come si rapportano alla gara, come gestite l'apporto alla gara di questi ragazzi, perché immagino ci sarà chi vuole giocare e deve restare fuori, come si fa a spiegare ai dei ragazzini il concetto di squadra? Allora, il concetto di squadra appunto è quello, non dobbiamo cercare soprattutto a quest'età il risultato, ma dobbiamo cercare di fare gruppo, quindi di stare bene insieme, cerchiamo di fare giocare tutti possibilmente lo stesso minutaggio, quindi per non lasciare scontento nessun bambino. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Beh, noi quest'anno in questi mesi fino alla fine del campionato faremo una serie di trasferte dell'amicizia, cioè dire andiamo a Palermo, giocheremo con quelli del Palermo, andiamo a Reggio Calabria, siamo stati a Siracusa anche con la società Pantanelli e quindi poi alla fine chiudiamo l'anno andando ospiti della Roma. E insieme agli allievi della Junes Academy concludiamo questo primo appuntamento di Penalty Focus. Il prossimo appuntamento con le biografie di penalty di Sesta Rete tornerà puntuale fra 3 settimane e continueremo a esplorare tutte le realtà del calcio dilettantistico siciliano, che siano giovanili o che siano squadre di categoria. Un saluto, salutate penalty. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Benazir. Ciao.
Beh, non è andato male il debutto del duo Dario Giuffrida e Lorena Finocchiaro per quanto riguarda la nostra rubrica penalty. Che mancavo anch'io. E mancava giustamente Giada. La prossima ci Giada, lasciamo la pubblicità e poi rientriamo perché abbiamo già il nuovo ospite per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Ok, adesso pochi minuti di pubblicità, ci ritroviamo a fra poco qui a Penalty. È preparatissimo, a tra poco. Di nuovo in studio per continuare questo viaggio attraverso il calcio dilettantistico. Parliamo adesso del campionato di prima categoria, lo facciamo subito intanto presentando il commentatore ufficiale della prima categoria qui a Penalty, ovvero Luca Loisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca. Detto il matematico. Detto il matematico perché non sbaglia mai neanche una virgola, proprio è perfettissimo. Insieme a Luca Loisi abbiamo il bomber Andrea Grasso del Randazzo. Ciao, buonasera tutto a posto? Sì. Avete pareggiato, è stata una partita un po' ingarbugliata, prossimo ormai 200 gol, siamo arrivati se non sbaglio a 196 no? Sì, nel campionato dilettantistico e quando si fanno i gol insomma è la cosa più bella, dico bene Andrea? Quello che ci tiene diciamo in piena attività. È vero. Io volevo dare un attimo la linea a Gianluca perché so che devi darci una notizia che certamente non è molto bella. Allora abbiamo una adesso. notizia e un saluto, partiamo dalla notizia. C'è stata tanta paura oggi durante la partita dell'Agragas perché alla seconda rete della squadra agrigentina l'allenatore in seconda Francesco Nobile è stato colpito da un infarto, quindi proprio durante diciamo, i festeggiamenti. E adesso le condizioni? È stato ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a terapia intensiva e pare che fortunatamente come comunica il sito ufficiale dell'Agragas adesso sia fuori pericolo. Meno male. E poi volevo salutare proprio perché poc'anzi ti dicevo che molte persone ci guardano anche in streaming. L'amico Fabio Duro che ci segue da Fabriano, pensa un po', dall'altra parte dell'Italia, ci segue tutte le domeniche tramite la connessione internet e quindi ripeto tramite sestarete.com oppure attraverso programmapenalty.it che è poi invece il sito ufficiale della trasmissione. Dove c'è appunto anche la possibilità di vedere in streaming. Come vedete andiamo anche oltre. Sì, assolutamente. Benissimo. Bene, a questo punto i risultati del campionato di prima categoria, partiamo subito col girone F dove c'è stato il big match tra San Pio e Città di Augusta, adesso ce lo racconterà il nostro Luca Loisi, mentre invece Giada ci dà il quadro della 21esima giornata, risultati e poi chiaramente anche la relativa classifica. A Valverde, Atletico Militello è stata sospesa. A Catania, San Pio X, Città di Augusta 4-1. A Paternò, Real Paternò batte Castel di Udica 2-1. A Mineo, Città di Mascalucia 1-2. A Siracusa, Sporting Priolo batte Condor 5-0. A Catenanuova, Sporting Catenanuova Massiminiana rinviata. A Mascalucia, San Giorgio, Sporting Barriera 1-7. Vittoria sonante per 4-1 della San Pio contro il Città di Augusta che a questo punto sembra avere definitivamente chiuso i sogni di gloria per una possibile promozione nel campionato di promozione, un gioco di parole. Vediamo la classifica. San Pio X resta in testa con 48 punti, seguito da Città di Augusta 43, Sporting Barriera 42, Città di Mascalucia 38 punti, Real Paternò 36, Massiminiana 34, Sporting di Priolo 33, Valverde 31 punti, Castel di Udica 25, Atletico Militello e San Giorgio 21, Sporting Catenanuova 20, Mineo 12 e per ultimo Condor con 3. Ricordiamo che Atletico Militello, Massiminiana, Sporting Catenanuova e Valverde hanno una partita in meno. Luca, a questo punto con il risultato di questo big match tanto atteso i giochi sembrerebbero quasi non dico chiusi, però il passo avanti della San Pio è stato notevole. Sì, ha messo una bella ipoteca, tra l'altro una vittoria netta per 4-1 che porta l'Augusta a 5 punti di distacco. La San Pio dovrà comunque mantenere alta la concentrazione perché da qui alle ultime 5 giornate avrà 3 trasferte difficili perché affronterà il Mascalucia, lo Sporting Barriera e all'ultima giornata il Catenanuova, sempre un campo difficile. È da notare anche che la vittoria dello Sporting Barriera porta la squadra del quartiere di Catania della Barriera a un solo punto dal Città di Augusta.
Tra l'altro Sporting Barriera continua a segnare a raffica, 7 gol anche oggi, ed ha anche l'alternativa della Coppa in settimana, ricordiamo, andate dei quarti di finale di Coppa Sicilia. Lo Sporting Barriera è tornato con un ottimo pareggio per 1-1 sul campo del Corleone. Infatti. Sconfitto invece il Valverde a Sinagra 2-1, ma è qualificazione apertissima. Proseguiamo, adesso parliamo del girone G, parliamo sempre della 21esima giornata, dove abbiamo il Città di Canicattini che continua a marciare in vetta in questo girone. Risultati e classifiche come al solito, insieme a Giada. Sì, a Marina di Ragusa Acate sospesa. Ad Acate Real Ragusa Floridia 3-0. A Siracusa Rarinantes Frigintini rinviata. A Pachino Ellenica 3-0. A Belvedere New Team Ragusa non disputata. A Canicattini Bagni Città di Canicattini Nuova Camarinense 4-0. A Scollitti Soccer Rinascita Bellinnese rinviata. Solamente 3 partite su 7, quindi è una classifica che attualmente non è certamente molto chiara e definita. La guardiamo insieme e poi dopo la commenteremo con Luca Aloisi. Come avevi già anticipato, Città di Canicattini rimane in testa con 45 punti, seguito da Real Ragusa 43, Pachino 34, Marina di Ragusa 33, Rinascita Melillese e Rarinantes 31 punti, Scollitti Soccer 30, New Team Ragusa e Frigintini 27, Belvedere Ellenica 25, Nuova Camarinense 23, Acate 18 e Floridia 2. Appunto, abbiamo da ricordare che Acate, Belvedere, Frigintini, Marina di Ragusa, New Team Ragusa, Rarinantes, Rinascita, Melillese e Scollitti Soccer hanno tutti una partita in meno. Da sottolineare che comunque le 2 squadre di testa sono state le uniche che quasi hanno giocato, quindi bene o male la classifica è chiara. Sì, non è cambiato molto, hanno giocato loro e il Pachino che con la vittoria di oggi è salito al terzo posto, tra l'altro 3 vittorie nette, 3-0 per Real Ragusa e Pachino e 4-0 per il Canicattini che anch'esso è stato impegnato in Coppa, ha vinto per 1-0 sul campo dell'Atletico Maldivera e quindi si tiene la doppia chance per il salto in promozione. Real Ragusa, che tra l'altro è giusto dire che la squadra è stata acquisita dalla società del Biscari, gioca già ad Acate, sono 2 anni che Real Ragusa in realtà non esiste più, ma per motivi tecnici non si è arrivato a fare il cambio di denominazione. Avete visto? Avete sentito? Preparatissimo. A proposito di Coppa, questa settimana torniamo un attimo indietro, anche la C Sant'Antonio giocava la semifinale di Coppa contro la Tiger Brolo e ha perso 3-0 nella partita d'andata. Va bene, campionato sempre di prima categoria, parliamo adesso del girone H, anche in questa occasione parliamo dei risultati della 21esima giornata. A Licata, Sant'Angelo Licata, Accademia Empedoclina 4-0. A Sera di Falco, Aquila San Michelese 4-0. A Canicattì, Club Airone Sommatino, Atletico Caltanissetta 2-1. A Bivona, Virtus Bivona, Casteltermini 2-1. Mirabella, Libertas Racalmuto è stata rinviata. A Milena, Mussomeli 1-1. A Racalmuto, Sporting Club Racalmuto, Nuova Villa Seta 3-1. La classifica vede ancora in vetta il Sera di Falco con ben 46 punti, 56 punti, sì. Guardiamo comunque la classifica in modo che così poi faremo questo commento decisamente molto breve, perché i giochi sono veramente fatti in questo girone H del campionato di prima categoria. Come abbiamo già anticipato, Sera di Falco rimane in testa con 56, Sant'Angelo Licata 42, Libertas Racalmuto 41, Mussomeli 38 punti, Sporting Club Racalmuto 33, Accademia Empedoclina 31, Milena 26, Aquila San Michelese 25, Atletico Caltanissetta 23 punti, Virtus Bivona e Club Airone Sommatina 19, Mirabella 18, Casteltermini 16 e Nuova Villa Seta 6. Anche in questo caso dobbiamo ricordare che hanno una partita in meno Libertas Racalmuto e Mirabella. Luca, io ti faccio sempre la solita domanda, 30 secondi forse sono anche troppi per parlare di questo girone, ma no, non ce ne vogliono chiaramente, insomma, le squadre che fanno parte di questo girone E del campionato di prima categoria. Il Sera di Falco anche oggi ennesima goleata, ora 14 punti di vantaggio sulla Sant'Angelo Licata, che ha vinto contro l'Accademia Empedoclina, che tra l'altro stava andando molto bene, ma un 4-0 che porta la squadra licatese alla seconda posizione, sfruttando il rinvio per maltempo della gara della Libertas Racalmuta a Mirabella
Mirabella. Tra l'altro una partita importante, perché se la Libertas dovesse vincere il recupero si porterebbe a più 11 sui cugini dello Sporting, estromettendoli in pratica dai playoff. Chiaro. Bene, a questo punto chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di prima categoria con un girone molto importante, perché abbiamo l'ospite, abbiamo il bomber prossimo ai 200 gol, Andrea Grasso. Insomma, sarebbe bello farli questi 4 gol magari in queste domeniche, perché potrebbe essere importanti per il Randazzo, no? Certo, sicuramente. Guardiamo i risultati e poi li commentiamo insieme. Parliamo chiaramente del girone E, 21esima giornata. A Taormina, Sporting Taormina, Ciclope Bronte è stata rinviata. A Giarre, Inessa Cometa Biancavilla 2-1. A Giardini Naxos, Dacca Aci Sant'Antonio 3-5. A Pedara, Atletico Pedara de Sport Gaggi è stata rinviata. A Maletto, Città di Maletto batte Lineri Mister Bianco 5-1. A Furci Siculo, Furci Real Belpassese rinviata. A Randazzo Santa Teresa 1-1. E come ho detto poc'anzi, questo è un girone molto importante, ci sono ben 4 squadre che stanno lottando per la vittoria finale. Questa settimana è il turno del Santa Teresa raggiungere la vetta appunto del girone E. Ma guardiamo la classifica. Sì, Santa Teresa in vetta con 40 punti, seguita da Real Belpassese 39, Randazzo e Città di Maletto 37, Cometa Biancavilla 34 punti, Ciclope Bronte 33, Furci 30, Daccaci Sant'Antonio 29, Inessa 28, Sporting Taormina 25 punti, Atletico Pedara 24, Desport Gaggi 23, Lineri Mister Bianco 15 e per ultima Giardini Naxos 5. Dobbiamo ricordare che Atletico Pedara, Ciclope Bronte, Desport Gaggi, Furci, Real Belpassese e Sporting Taormina hanno una partita in meno. Una partita in meno, che potrebbe essere anche importante questo fatto che qualche partita ancora importante si deve recuperare. Luca? Sì, perché la Real Belpassese secondo in classifica è a un punto da Santa Teresa, ma vincendo il recupero a Furci potrebbe scavalcare in vetta. Sicuramente però troverà un ambiente infuocato, in quanto Furci e Santa Teresa di Riva sono praticamente attaccati, sì, e quindi saranno tantissimi santateresini che andranno a vedere la partita cercando di spingere il Furci alla vittoria. È vero. Santa Teresa che è riuscito a salvarsi oggi a Randazzo, era andato e di questo insomma ne parliamo con il nostro ospite, non so se siete tutti d'accordo, perché siamo curiosi a questo punto di sapere com'è andata. Andrea? Ma oggi quando sei arrivato qui nei nostri studi era molto amareggiato, no? Diciamo perché che oggi non abbiamo fatto una grossa prestazione, però non tanto a livello tecnico, forse a livello mentale. La settimana scorsa siamo andati a vincere a Belpasso, dove e lì era un campo molto difficile. L'approccio mentale alla partita, che oggi sicuramente non c'è stato. Avete pagato forse a caro prezzo proprio l'incontro di 7 giorni prima? No, ma non penso, anche perché, ripeto, non abbiamo fatto una cattiva partita. No, non parliamo degli arbitri, devo dire oggi che l'arbitro sottolineo questa è una trasmissione dove non si parla di arbitri, perché poveracci, questi del settore dilettantistico sappiamo tutti, e qui penso che un po' tutti ce lo possono confermare, sono un po' bistrattati. Sì, però sai, siamo passati in vantaggio 1-0, noi stiamo gestendo la partita e poi lui si va a inventare delle io credo che bisogna essere soddisfatti del campionato del Randazzo. Tu tra l'altro hai raggiunto la squadra io a dicembre perché eri a Nicosia nel campionato di promozione. Ecco, dico, volendo il Randazzo si è trovato in una situazione positiva e loro probabilmente hanno fatto un secondo investimento. Sì, allora intanto devo dire che Randazzo come piazza è abbastanza conosciuta già negli anni passati. Certo. Molti giocatori di calcio sono usciti da Randazzo, che è veramente una piazza importante. Una piazza importante, poi è molto vicina alla squadra, devo dire. Oggi c'era lo stadio pieno, infatti da un lato mi è anche dispiaciuto questo discorso del pareggio casalingo. Beh, ma se non arriva il primo posto ci sono i play-off. Sì, ci sono playoff, però come vede la classifica è abbastanza corta, il campionato è molto difficile, per cui saranno 5 partite di fuoco. Di fuoco. Luca, mi confermi che saranno veramente 5 partite di fuoco? Sì, perché sai, anche le squadre sono molto vicine, quindi può cambiare tutto da una giornata all'altra. Ad esempio domenica prossima ci sarà la sfida tra il Santa Teresa di Riva e la Real Belpassese, con chi sta dietro subito pronta ad approfittare. Adesso vi spiego perché tutto questo che stai dicendo non ha nessuna validità. Perché? Perché c'è un'assurda sosta
che va dal 25 marzo al 15 aprile, quasi un mese di sosta nel clou della stagione, che cambierà. Sì, c'è la Pasqua però. 20 giorni di pausa, 2 settimane. Ma già veniamo noi, già perdonatemi, già veniamo da un mese di pausa. Sì, del fatto di Capodanno, no, di Carnevale. Di Carnevale, sì. Sì, magari nel campionato di prima categoria c'è stata anche la pausa per il Carnevale. C'è stato un mese di pausa. Ma questa pausa assurda secondo me, Ettore, esagerata. Un mese, 25 al 15, mancano 10 giorni. Sono 2 settimane che sono 2 settimane fa cambiare un po' quello che poi è anche la condizione psicologica delle squadre. Infatti, soprattutto perché arriveranno tra non molto questi famosi scontri diretti, no? Che possono determinare 5 giornate la classifica finale. Anche noi per esempio la prossima settimana andiamo a giocare con la Dacca, poi abbiamo un turno in casa e poi abbiamo il derby sentitissimo col Bronte. Che il Bronte, come vedete, tra l'altro è classifica lì il Bronte, come anche lì vicino il Città di Maletto. Luca vi può dare conferma che queste squadre sono quelle che probabilmente si giocheranno. Le prime 6 sono tutte in corsa, considerando anche i recuperi da fare. Ma io onestamente metterei anche il Furci, perché il Furci, se vince col Belpasto, si va a mettere... Sono 10 punti in questo momento di distacco però dalla vetta. Parliamo di playoff. No, sto parlando di playoff. Parlo di playoff, no di campionato. 30 con 33, quindi voglio dire, se vince va a prendere il Bronte e poi il Furci, secondo me, è anche una buona squadra. La playoff si chiude ai 34 di Biancavilla, giusto? Sì, sono 4 le squadre, si chiude a 34. Sì, si chiude a 34. Insomma, in poche parole, questo è uno dei gironi di prima categoria più ingarbugliati, perché l'equilibrio regna sovrano, ma non da adesso, da parecchie settimane. Per cui, infatti, prima c'era il Randazzo Bronte mi piacerebbe vedere. Bronte, io conosco la piazza di Bronte. Deve essere una partita infuocata. È una partita infuocata perché i brontesi non ci stanno a perdere, c'è un'antica all'andata è finita, abbiamo vinto 5-3. Io sono arrivato la settimana dopo e mi sono visto la partita in tribuna e ho visto alla tribuna proprio che c'era. Quando era questa partita? Fra 3 settimane. Fra 3 settimane. Ti voglio fare una domanda e poi chiudiamo il tuo intervento. Ma tu sei sceso di categoria, sei passato da un campionato importante, qual era quello di promozione, in una piazza straordinaria, qual è quella di Nicosia, per andare ad aiutare questo Randazzo. Ma è una scelta così di cuore, è una scelta di fare subito questi 4 gol che ti portano a 200 tra i dilettanti? No, assolutissimamente no. Anche perché io devo dire che a Nicosia non ho avuto una bella esperienza, sia per il rapporto con il pubblico, sia per il rapporto con la società. Sono stato un po' messo da parte. Si trovano male con queste situazioni. Diciamo che solo che non mi aspettavo certi tipi di comportamenti che poi, mio Dio, ci possono stare nel calcio, però io come sottolineo sempre questa cosa, per me la serenità è la cosa più importante. La dignità di una persona per me va oltre Luca, mi puoi confermare? Lo fanno tra i professionisti che cercano la serenità, figurarsi tra i dilettanti. Poi devo dire che onestamente quando mi ha chiamato il Randazzo sono stato ben felice di sposare questa causa, anche perché, ripeto, so che Randazzo è una bella piazza, quindi non è seconda, diciamo, a una squadra di promozione che... Chiaro. Allora Dario, per chiudere, a questo punto vi giocate tutto nelle prossime settimane con la massima attenzione, Andrea, perché chiaramente ogni partita ha il suo valore, di classifica, di peso. Sì, anche a Bronte, parlavamo prima di Bronte Randazzo, già la prossima settimana a Bronte ci sarà una bella partita, ci sarà Bronte Maletto, un'altra sfida ad alta classifica. No, tutto un ingarbugliamento. No, diciamo che noi speriamo, perché possiamo noi appunto... Giocate con la DAC fuori casa. Con la DAC, insomma, abbordabile. Sì, squadra tenace, perché le squadre scesi in casa sono dure. Forti. Benissimo, allora ringraziamo Andrea Grasso per questa sua presenza gratitissima a Penalty, in bocca al lupo, ti vogliamo di nuovo appena raggiungi i 200 gol. Sì, speriamo, è un traguardo perché noi di Penalty dicono che portiamo bene, sia i giocatori che vengono, che ben venga questo augurio, oppure i presidenti che vengono a trovarci e poi vincono sempre l'indomani, la domenica successiva. Quindi portiamo bene e di buon auspicio. Questa è una cosa importante. Nel periodo in cui la sfiga sembra proprio cronica. Venga sovrano. Grazie ad Andrea Grasso, bomber del Randazzo del campionato di prima categoria. Salutiamo anche al nostro Luca Loisi, il nostro matematico del team di Penalty. Alla prossima settimana. Grazie. E a questo punto parola a te, devi lanciare la pubblicità. Ok, spazio alla pubblicità, a fra poco.
Ed eccoci giunti nell'ultimo segmento del nostro programma, Penalty, in onda in diretta su Sesta Rete la domenica a partire dalle 19, siamo in replica alle 23:15 e in replica anche il lunedì a partire dalle ore 11. Da sottolineare anche che la trasmissione è irradiata anche da alcune altre televisioni del nostro circuito, ovvero il circuito di Penalty. Parliamo di TRA di Aciriale, parliamo di Prima TV di Giarre, parliamo di TVR Xenon di Caltagirone, Teleradio Ciclope Bronte ed infine anche Teliblea per quanto riguarda la provincia di Ragusa e Canale 8 per quanto riguarda invece la provincia di Siracusa. Prima di andare a vedere subito i tabellini del campionato di seconda categoria, diamo un saluto al nostro nuovo ospite, ovvero il presidente della squadra dell'Aci Bonaccorsi, Carmelo Anastasi, che ho ritrovato dopo 40 anni. E insieme a Carmelo abbiamo anche il commentatore invece ufficiale del campionato di seconda categoria, il nostro Dario Giuffrida, che è rientrato dopo la parentesi universitaria, esatto. Però già artefice di una bella cosa qual è stata Penalty Focus. Esperienza che verrà riproposta quanto prima. Bene, a questo punto diamo subito lettura dei gironi con le relative classifiche, parliamo subito del girone I, è un girone un po' strano quello di questa settimana perché molte sono state le partite rinviate, possiamo già vedere anche il tabellino, praticamente sono state rinviate tutte, ecco sì. Allora mi piacerebbe leggere i risultati di No, non si possono, sono state quasi tutte rinviate, quindi a questo punto passiamo già direttamente. Sì, tutte. Sì, sono state tutte rinviate, passiamo già direttamente alla lettura della classifica, dove abbiamo in testa lo Sporting Eubea con 43 punti, ma guardiamo insieme alla nostra Giada il tabellino completo appunto di questa classifica. Sì, Ettore, Sporting Eubea è in testa con 43 punti, seguito da Netina 40, Sanconitana 37, Florenzia 31, Atletico Scicli 30 punti, Per Scicli 28, New Pozzallo 23, Sporting Ragusa 18, Atletico Ragusa 16, Biscari 14, Fly Vittoria 11 e per ultima Rinascita Netina con 11 punti. È un girone dove appunto oggi non giocandosi sono rimaste tutte cose immutate, Dario, bocce ferme, e questo Sporting Eubea che continua a rimanere in vetta, però sempre con molta attenzione perché il Netina, che è una bella squadra, è lì. È lì subito a 3 punti, seconda posizione. Possiamo vedere subito alla classifica che questo è un girone molto equilibrato rispetto agli altri tre che trattiamo. La leadership e la classifica è veramente in gioco anche da un punto di vista matematico. La Netina a 40 e la Sanconitana a 37 a meno 6 punti lottano effettivamente per la promozione diretta, e anche in coda possiamo vedere con le due squadre di Ragusa che praticamente lottano per cavarsi dai guai, in ogni caso un misero +7 dall'ultima, che è l'altra Netina del girone, quindi sicuramente un girone I, un girone siracusano e ragusano che vive sull'equilibrio, vive sul filo delle domeniche. È vero. Proseguiamo, parliamo adesso del girone G, così avremo modo anche di parlare con il nostro ospite Carmelo Anastasi. Parliamo del girone G, giunto questa settimana alla sua 19ª giornata, guardiamo i risultati e poi la relativa classifica. A Mascalucia, Canalicchio Belpassese 2-1. Ad Aci Bonaccorsi Pisano Cosentini 2-0. A Milo Real Aci sospesa. A Centuripe Real Adrano 1-0. A Belpasso Real Piano Tavola Tremestieri Etneo è stata rinviata. Ad Acireale Libertà Saci Val Guarnerese 1-2. Aspettiamo ormai da parecchie settimane questa benedetta promozione del Milo che tarda ad arrivare, le altre squadre nel frattempo fanno punti. Vabbè, ma questa settimana ci sono state le prove generali del fine del mondo. Però attenzione perché la partita è stata sospesa, ma non credo che è stata sospesa per il tempo brutto. Tra poco Dario ci dà conferma. Già Dario sorride. Infatti, guardiamoci la classifica così poi insieme anche al presidente dell'Aci Bonaccorsi la possiamo commentare. Guardiamo la classifica, in testa abbiamo comunque sempre il Milo. Sì. Rimane appunto in testa con 43 punti, seguito da Aci Bonaccorsi 37, Val Guarnerese 32, Real Aci 31, Canalicchio 30 punti, Belpassese 27, Real Piano Tavola e Real Adrano 26 punti, Pisano Cosentini 24, Real Centuripe 20, Tremestieri Etneo 14, Libertà Saci 6. Rimane da ricordare che Milo, Real Aci, Real Piano Tavola
e Tremestieri e Teneo hanno una partita in meno. Allora Dario, tu sai tutta la storia e poi sentiamo anche il presidente. Che è successo? La partita è stata sospesa, ma non per cattivo tempo. Non per cattivo tempo, anche perché ieri a Milo effettivamente nel pomeriggio non è caduto una sola goccia di pioggia, o meglio non ha piovuto in modo da fare sospendere la gara. L'arbitro si è improvvisamente infortunato. Questo improvvisamente si è dato malato. C'è un po' di dubbi. Sì, perché il presidente sorride, il presidente della Cibolaccorsi, non era presente. Non era presente, però è stato abbastanza improvviso. Tra l'altro la partita era sul finire del primo tempo e il risultato parziale era di 1-1, quindi già c'era stato modo di sbloccare. E in questo momento il Milo, diciamo che è in difficoltà, perché da 3 partite a questa parte non ci sono risultati, non si sa bene se, diciamo, c'è un miscuglio di situazioni, perché forse la squadra può avere anche mollato un attimino. Ma proprio adesso che insomma ci mancano i punti per la vittoria finale. Tra un infortunio all'arbitro, gol annullati la scorsa settimana a Val Guarnera, sono stati 3, più una partita abbastanza controversa con il Canalicchio 3 settimane fa, dove sono piovute squalifiche importantissime. Mister Caniglia è stato squalificato fino a dicembre per una cosa abbastanza grave, anche perché la rosa del Milo adesso tra infortuni e squalifiche è decimata e gioca praticamente. Vuol dire che si sta per aprire un caso No, non l'abbiamo detto. Non si sta per aprire un caso Milo, però diciamo che quella che era un'impresa, quella che doveva essere una passeggiata di salute. Sentiamo il presidente, anche per merito del presidente della Cibolaccorsi, che a questo punto però sta lì pronta a giocarsi le sue chance, perché anche se il Milo non sta facendo punti, la Cibolaccorsi invece li fa, e quindi insomma accorcia di più questa distanza. Noi facciamo il nostro campionato tenendo conto che, a mio avviso, il Milo il campionato l'ha già, la prima posizione l'ha già vinta. Questa è una bella forma di sportività. Anche perché lo meritano per l'andamento costante che hanno avuto durante tutto il girone di andata e di ritorno. Hanno avuto nell'ultimo periodo alcuni risultati un po' strani, però per correttezza devo dire, per conoscenza personale della squadra, meritano la posizione che occupano. Noi cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. E poi vi giocate tutto nei playoff. E poi giochiamo, speriamo di farci i playoff in una posizione... L'obiettivo comunque a questo punto è il salto anche per voi di categoria. Tra l'altro la Cibolaccorsi ha una bella struttura, un bel campo, ci sono tutte le credenziali, Presidente, per fare sicuramente anche bene in prima categoria. Assolutamente. Allora, noi abbiamo l'obiettivo innanzitutto di vincere settimana prossima. Poi dopodiché lunedì vediamo quella che succede. Si sentirà il risultato del Milo e quindi poi di conseguenza... Però l'obiettivo nostro, arrivato a questo punto, è inutile nascondersi dietro un dito, è quello di arrivare a fare i playoff nella migliore posizione, per sfruttare quelli che possono essere i vantaggi di posizione. Certo, essere secondi in questo momento è positivo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tra l'altro Ettore, concludendo proprio il discorso su questo girone, la prossima giornata sarà importantissima. Il Milo va a Belpasso contro la Belpassese, la Cibolaccorsi gioca contro l'ultima in classifica, ormai retrocessa, però le trappole si sa, ogni domenica possono spuntare poi ovunque. Soprattutto in seconda categoria. E poi c'è il big match della giornata, Val Guarnerese Real Aci, che in questo momento dividono praticamente il podio, quindi sarà una partita estremamente importante anche per la Cibolaccorsi, per sapere chi insegue. Insomma, un girone molto molto ingarbugliato, che da qualche settimana ci sta regalando delle emozioni, mentre prima invece era abbastanza segnato. Parliamo del girone H adesso. Anche per questo girone siamo giunti alla 19ª giornata, abbiamo il Carlentini che vola sempre di più diretto verso la prima categoria. I risultati: a Catania, Aquila Monteserra, Atletico Francofonte 2-0, Librino Carlentini 1-1, a Ramacca, Junior Ramacca d'Agata 0-1, a Catania, Picanello Liotru 1-3, ad Augusta, Megara Augusta Raddusa 4-0, a Sortino, Sortino Vizzini 3-1. Una vittoria del Megara Augusta che lancia la squadra siracusana al secondo posto, a questo punto agguantando l'Atletico Francofonte. Questa la classifica, dove in testa, appunto, come abbiamo detto poc'anzi, troviamo il Carlentini. Sì, con 46 punti, seguito da 2 squadre, Atletico Francofonte e Megara Augusta con 35 punti, Picanello e Liotru 34, Sortino 30, D'Agata 25 punti, Vizzini 21, Librino 18, Junior Ramacca 17, Aquila Monteserra 14, Raddusa
11 e ricordiamo anche che il Raddusa ha un punto di penalizzazione. Allora, questo girone, Dario, questa vittoria del Megara ha un po' riaperto tutto l'ingarbugliamento della zona playoff. È una zona playoff all'insegna del giallo, si risolverà tra 3 settimane, 4 squadre in un punto solamente, dice quanto può essere equilibrata la situazione alle spalle del Carlentini, che ha provato a dare speranze agli avversari ogni domenica, ma nessuno si è effettivamente fatto sotto. Basti pensare che questa settimana con lo stop contro il Librino non ne ha approfittato né l'Atletico Francofonte, che ha perso con l'Aquila Monteserra, che non è una squadra di vetta, ma si è fatto sotto il Liotru. Si è fatta sotto pure la Liotru, che ha vinto un particolare derby con il Picanello e adesso sono lì a pochi punti. L'unico che può guastare la festa in questo momento è il Sortino, che ha meno 4 punti a 3 giornate alla fine, deve provare a vincerle praticamente tutte. Ed è molto difficile questo. Chiudiamo a questo punto il tabellino della seconda categoria, parliamo del girone F. Anche in questa occasione siamo giunti alla 19ª giornata e abbiamo anche per quanto riguarda questo girone orientativamente già i giochi fatti, in quanto la Robur sembra veramente quasi a un passo dalla prima categoria. Risultati e classifiche con Giada. Ad Antillo, Antillese Novara 3-0. A Gaggi, città di Gaggi, Calatabbiano 0-1. A Riposto, Russo Sebastiano, Letojanni 4-1. A Sant'Alessio Siculo, Sant'Alessio Alitterme 1-2. A Maniace, Maniacese, Sant'Alfio Calcio è stata rinviata. A Letojanni, Robur, Santa Domenica Vittoria 2-0. Come detto poc'anzi, la Robur vola in testa ormai da parecchie settimane, ha più di un piede praticamente in prima categoria, è già promossa, anzi è già promossa a questo punto, effettivamente guardando le giornate al termine. È un più 16 con 9 punti a disposizione, quindi più promossa, già abbondantemente in prima categoria. Già staranno festeggiando. Ma guardiamo lo stesso la classifica già, in modo che così diamo modo ai nostri amici a casa di avere un quadro più dettagliato anche in vista playoff di questo girone F. Robur è in testa con 40 punti, Maniacese e Aliterme 32, Città di Gaggi 29, Russo Sebastiano 28 punti, Sant'Alfio Calcio 23, Novara, Letojanni e Calatabbiano 21, Sant'Alessio 20, Santa Domenica Vittoria e Antillese 18. Abbiamo già parlato abbondantemente di questo girone, a questo punto chiudiamo la nostra puntata rivolgendoci chiaramente al presidente dell'Aci Bonaccorsi. Allora, questa è una società in una piccola realtà qual è Aci Bonaccorsi, che ha una struttura comunale che è un fiore all'occhiello secondo me della provincia, un paesino accogliente, uno stadio accogliente, una squadra che cerca di rinverdire i passati gloriosi che ci sono stati anni fa. È una società che esiste dal 1970, abbiamo ripreso la società l'anno scorso e stiamo cercando, con l'aiuto dell'amministrazione che ci è stata assolutamente vicino, di portare avanti e soprattutto di non far fare cattiva figura a un paese come Aci Bonaccorsi, che comunque è un fiore all'occhiello, direi, anche di tutta la Sicilia. È vero, infatti il fatto che mancasse una squadra che potesse rappresentarla anche nell'ambito sportivo era strana. Adesso questo vostro gruppo, siamo da quello piccoli che ma cresceremo, è il nostro motto. Benissimo, e noi siamo sicuramente dalla vostra parte, soprattutto quando si fa un percorso pulito, serio e di qualità. Ok? Grazie. Allora un in bocca al lupo all'Aci Bonaccorsi, un in bocca al lupo anche al presidente Carmelo Anastasi, che come ho detto poc'anzi ho ritrovato dopo 40 anni, io con pochi capelli, invece tu con un po' di più capelli. Benissimo. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi per la disponibilità, per aver accettato il nostro invito. Salutiamo anche Dario Giuffrida. Ciao Ettore e ciao a tutti. E settimana prossima a questo punto seguirai più da vicino questa situazione del Milo, perché ti riguarda più da vicino. Piezze core come... Allora Gianluca, velocissimamente 30 secondi per salutare, ricordiamo definitivamente anche i nostri contatti internet che sono sempre aperti durante la settimana. 30 secondi e me li gioco tutti. Allora ci potete contattare su Programma Penalty attraverso Facebook, che è la pagina ufficiale, oppure su programmapenalty.it. state vedendo adesso anche l'indirizzo, che è il nuovo sito ufficiale di Penalty, dove potete anche rivedere la puntata. E infine volevo, credo a nome di tutta la redazione, ma comunque a nome mio personale, fare un grosso in bocca al lupo a Franco Nobile, Ciccio Nobile dell'Agragas, che
Deve vincere una battaglia importante, perché sappiamo che è ancora in terapia intensiva, quindi non arrivano delle notizie ancora, diciamo, di dimissioni. Ci stringiamo alla società dell'Acragas. Come lo conosciamo, e allora siamo vicini a lui e alla sua famiglia. Perfetto, grazie, hai fatto bene a ricordare questa nota importante, Gianluca. Salutiamo anche Giada, grazie, come al solito sempre puntuale e precisa, e ci rivedremo la prossima settimana. Ci rivediamo domenica prossima. Sempre qui, naturalmente in diretta su Sesta Rete per quanto riguarda la provincia di Catania, e poi anche in onda il lunedì in tante televisioni che hanno abbracciato appunto il nostro programma e che salutiamo in modo particolare. Grazie a tutti, appuntamento fra 7 giorni sempre qui su Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.